Continuiamo con la serie di Venezia con San Giorgio dei Greci, una chiesa ortodossa, una delle poche da città, e potete bene vedere dagli interni e dagli esterni che è una chiesa abbastanza diversa dalla tipica chiesa cattolica. Continuiamo con San Pietro in Castello, che era la cattedrale di Venezia, costruita da Andrea Palladio ed è una delle sue più famose chiese. Potete vedere il suo tipico stile e modo di articolare la facciata con un ordine maggiore, con colonne di ordine gigante che reggono un timpano più piccolo, mentre un timpano molto più largo che copre anche le navate laterali, e più basso e sorretto da non semicolonne ma lesene. Questo è uno stile che vediamo adesso anche a San Francesco della Vigna, però prima vediamo questo porticato che è anche abbastanza particolare per Venezia, perché il neoclassico a Venezia si è diffuso in maniera abbastanza particolare, però vedete qua bene le capriate lignee. Ecco, questa è la chiesa invece di San Francesco della Vigna, costruita prima da Sansovino e poi finita da Palladio. La facciata è palladiana ed è uno dei suoi primi tentativi per articolare la facciata di una chiesa. Infatti vedete ancora dei caratteri immaturi come il basamento molto rialzato. Passiamo alla chiesa dell'Ospedaletto, costruita da Palladio e Baldassare Longhena, che è una chiesa che subito risalta all'occhio perché è molto plastica, ha una serie di decorazioni, statue, frontoni che sporgono molto rispetto alla struttura, quindi anche vista lateralmente dona molto. Questa è l'abside e una vetrata di Santi Giovanni e Paolo, la chiesa più grande di Venezia insieme ai Frari. Questa è la scuola grande di San Marco, che è una delle scuole più importanti di Venezia, e vedete anche che è molto ricca anche di dettagli la sua facciata, e ovviamente perché rispecchiava l'importanza della scuola. E vedete comunque delle illusioni prospettiche incise nei marmi della facciata, e questo stile che è classicheggiante sì, ma comunque immaturo rispetto ad altri esempi che abbiamo visto. Questa è la facciata di Santi Giovanni e Paolo, che si articola molto semplicemente, non ha molti dettagli se non il portale. Questa è Santa Maria Formosa, che è un'altra chiesa molto importante di Venezia, barocca, e anche qua dentro non si può riprendere ed è anche a pagamento perché è una delle chiese più importanti di Venezia. Questo è l'abbasamento col bugnato del campanile, e passiamo a Santa Maria di Nazareth, una chiesa barocca di Venezia, ed è una chiesa molto particolare perché a differenza di altre chiese barocche come anche Santa Maria Formosa, che è sia barocca e anche mista rinascimentale, comunque tuttavia presenta caratteristiche tipiche dell'architettura veneziana, ovvero la semplicità e linearità delle architetture di esempio di Palladio, ovvero bianche e molto semplici, classicheggianti. Qui invece vediamo che il barocco si è più ispirato dai modelli romani, molto più carico, diciamo, quasi pacchiano, con pieno di affreschi, che questi qua sono stati comunque restaurati perché è stata bombardata dagli austriaci, quindi non sono autentici. Quelli autentici sono conservati alla Galleria dell'Accademia, comunque in frammenti, però comunque si è deciso di restaurarli con altri affreschi. E potete vedere comunque che la chiesa si struttura come una navata centrale unica, senza altre navate, con due cappelle maggiori ai lati e due cappelle minori ai lati di queste cappelle maggiori, e un'abside con più grande monumento. Potete vedere comunque che ogni cappella presenta dei monumenti molto plastici, molto vistosi, che usano dei marmi e stucchi colorati e presentano le tipiche pomposità del barocco, e ai gusti di adesso sembrerebbe quasi eccessivo, diciamo, molto, molto pomposo, molto colorato. Però secondo me è molto importante andarla a visitare, anche perché non è a pagamento, si possono fare anche foto, con discrezione ovviamente. Questo è San Simeon Piccolo, che si vede subito all'uscita dalla stazione, è una chiesa neoclassica, non è particolarmente grande, però è carina a vedere fuori la stazione. Poi abbiamo la chiesa di San Nicola da Tolentino, detto anche Tolentini, costruita dallo Scamozzi, il modulo centrale, mentre il proneo della facciata ovviamente è neoclassico. All'interno si struttura come tipiche chiese palladiane, ovvero con la navata unica illuminata, la finestre termali con una serie di cappelle ai lati e con questa cupola nell'altare. Però comunque, a differenza di altre chiese palladiane, vediamo anche qua un abbozzo comunque di decorazioni tipiche barocche di altri
di altre parti d'Italia, non ovviamente eccessive come Santa Maria di Nazareth. Qua vediamo l'affresco che si trova sulla cupola, anche questa è distrutta dagli austriaci e ricostruita successivamente, tant'è che la pala di cannone che ha demolito la cupola è conservata in facciata, che io non l'ho notata, però documentandomi l'ho trovata dopo. Comunque è una chiesa molto interessante, con gli orari un po' strani di apertura e chiusura, però ve la consiglio. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento, mi piace, magari diffondetelo in giro perché non ci sono contenuti del genere su YouTube, almeno io non ne trovo. E Dantono bene è tutto, passo e chiudo.